titolo è Felici insieme, vogliamo parlare dell'amicizia, in modo particolare l'amicizia con Gesù, e abbiamo trattato ieri che abbiamo scoperto che noi siamo un dono di Dio, e questo dono è prezioso. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio, ma anche agli occhi delle persone che ci stanno accanto. Proprio perché si è preziosi si è capaci anche di poter servire gli altri, no? Quindi aiutarli e vivere con loro in una maniera diversa. Anche se sono piccoli, ecco, il gruppo delle elementari, ma stupiscono sempre perché riescono a seguire molto bene, a capire, a dare degli spunti nei momenti in cui abbiamo fatto ragionare su dei testi, delle parole, danno soddisfazione. E abbiamo dei vari momenti durante la giornata di preghiera, ovviamente perché è un campo parrocchiale. E poi qua abbiamo a disposizione un campo, quindi possiamo fare delle partite, giocare. Il tema del campo è la comunicazione e abbiamo imparato ad affrontare i vari tipi di comunicazione che ci sono, quindi verbale, non verbale e comunicazione come comunione. La preziosità secondo me è aiutarli a riscoprire il reale che poi ti porta anche a scoprire i mezzi di comunicazione, quel reale che ti porta anche a scoprire il virtuale, ma quel reale che diventa lo sguardo importante per accogliere il virtuale, per diventare preziosi noi nel scoprire la parola della bellezza, della tenerezza, della vicinanza. Sono un'educatrice che faccio i campi praticamente da una vita, perché io avevo dato che per me sono sempre stati una ricchezza, l'avevo proprio domandato a Gesù: fammi fare i campi finché posso, e si vede che mi ha esaudito, perché se sono ancora qua.